in que le 14 de outubro, hier il 13, resta l'anniversario dell'ultima apparizione a Fatima e del famoso miracolo del Su. 104esimo anniversario dell'apparizione di Maria a Fatima, l'ultima della serie del 1917, il 13 ottobre appunto del 17, quando ci fu il cosiddetto miracolo del sole, perché con la testimonianza di migliaia di persone si vide il sole cambiare d'aspetto e pareva che dovesse precipitare sulla terra, almeno così raccontano le cronache. Qui vediamo un giornale dell'epoca che racconta questo fatto, quindi non un fatto visto da poche persone ma da moltissime. E questa settimana qui, come tante altre settimane, abbiamo visto tanti rob de riguardare e pensare, per tutti, almeno per chi lo sa, ma credo che tutti sappiano che il 12 è stato l'anniversario anche della scoperta dell'America, 12 ottobre, l'11 ottobre è stata la festa del Santo Papa Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, quindi settimana ricca di anniversari, di cose importanti. E domani, che pure è Santa Teresa d'Avila, grande santa, ma domani andiamo su alla Madonnina del Soladura, perché è il 60esimo di questa Madonnina che i giovani dell'Unione porta su, appunto, su sta cima della Valsassina, anzi, che la cima leggiamo in provincia di Bergamo, tra la Valsassina e la Val Tarecci. Quindi guardando a Fatima guarderemo anche alla nostra Madonnina del Soladura, e se posso fare vedere un qualcosa del nostro pellegrinaggio, del nostro viaggetto, della nostra escursione in quelle zone, su quelle vette, su quelle montagne. Intanto saluti a tutti.